E siamo tornati sempre qui a Verona al Vinitaly, questa volta ci siamo fermati nello spazio espositivo di Confcooperative Fedagri. Io sono insieme a un po' di ospiti, allora ve li presento subito. Abbiamo Bruno Nessori, presidente regionale del Veneto di Confcooperative, al suo fianco abbiamo il direttore nazionale di Fedagri Fabiola Di Loreto, alla mia sinistra ho il presidente della cantina di Soave Attilio Carlesso, al suo fianco diamo il benvenuto anche al presidente di Fedagri Veneto Antonio Melato. Allora cominciamo dalle donne. Allora, direttore, intanto ricordiamo agli amici che ci seguono da casa che cos'è Fedagri? Fedagri è la prima associazione nazionale di rappresentanza del mondo della cooperazione agricola ed agroalimentare. Associamo oltre 3.500 cooperative in tutto il territorio nazionale, in tutti i settori produttivi. Complessivamente queste 3.500 cooperative sviluppano un fatturato aggregato di oltre 25 miliardi di euro. Grazie direttore, adesso sentiamo una battuta anche del presidente Nessori, quali sono le sue impressioni riguardo a questa 5 giorni dedicata al vino? Le impressioni sono ottime, soprattutto per quanto riguarda il nostro mondo che è quello della cooperazione, che è un mondo, da quello che si vede appunto dalla presenza, molto portato al futuro, quindi cercando di dare sempre meglio le risposte ai propri soci, ma credo a tutta la comunità dove opera, e quindi noi come organizzazione stiamo cercando di assolvere il nostro compito, che è quello di costringere a portare avanti determinati servizi alle nostre cooperative perché si aggreghino, perché diventino più forti e soprattutto siano più presenti sul mercato. Grazie, allora adesso sentiamo la realtà invece dei produttori. Allora, che cosa rappresenta per loro una cantina sociale? È il primo gradino della parte produttiva, il primo gradino che dà però rotondità e completezza a quello che è il processo produttivo, perché i nostri agricoltori costituiscono la base della produzione vitivinicola. Questo cosa vuol dire? Che loro sono bravissimi per portare il loro prodotto dalla terra fino a un semilavorato per noi, che vuol dire grappolo d'uva. Noi prendiamo il grappolo d'uva, lo trasformiamo in vino e lo commercializziamo. Quindi noi diamo completamento economico e aziendale a una miriade di aziende acefale senza completamento, senza testa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire rendere economica un'azienda che da sola non lo è. Noi quindi rappresentiamo il primo gradino dell'economia agricola. Poi noi a nostra volta ci confederiamo in quella realtà che avete visto e intervistato oggi. Ritengo che questo momento di Vinitaly sia un momento importantissimo per noi, ma anche per i nostri produttori. Io, che sono il primo gradino della Confcooperative, rappresento comunque 2.200 aziende agricole, 6.500 ettari di terreno coltivato a vigna e 1.100.000 quintali di prodotto uva. 1.100.000 vuol dire niente, ma vuol dire da solo quanto ne fa tutta il Friuli oppure tutto il Trentino Alto Adige. Sono numeri importanti. Sono numeri importanti. Grazie, allora Fedagri in Veneto che cosa rappresenta, Presidente Melato? Ecco, allora Fedagri Veneto rappresenta praticamente tutte quante le cooperative agricole che sono accomunate all'interno di Confcooperative, e il loro ammontare sono 340 cooperative con 64.000 soci, con circa 10.000 addetti e con fatturato che si aggira intorno ai 4 miliardi e 800 milioni di euro, per cui un fatturato di tutto quanto rispetto, che da solo vuol dire anche, significa praticamente quello che noi rappresentiamo. Perché essere al Vinitaly? No, siamo al Vinitaly perché appunto lo stavo dicendo proprio, mi veniva proprio di petto così, perché nel settore vitivinicolo riteniamo di rappresentare le eccellenze della produzione veneta, non solo del viticoltore veneto ma anche di tutto quanto diciamo della nazione, nel senso che noi abbiamo cantine di rilevanza tipo la cantina di Soave, del quale ha appena sentito il Presidente, ma anche tante altre realtà importanti della provincia di Vicenza con Colli Vicentini, per esempio con Treviso, con la marca trevigiana, e il Padovano con la Sansovino, vigneti e cantine, tutta quanto una serie di riconoscimenti che da soli appunto richiamano l'attenzione del consumatore per dire che la cooperazione lavora in un determinato modo e lavora bene. Bene, con questo messaggio noi qui dallo stand di Confcooperative Fedagri qui al Vinitaly vi salutiamo, però non cambiate canale perché il Vinitaly continua. Grazie. Grazie. Brava, Grazie, bravi a voi. Bravi.